Pronti? 1, 2, 3. Considerato buono il secondo tentativo con la velocità da parte di Davidia che prova a prendere la testa, ma Anteo Del Ronco tiene le punte. Allora ne viene fuori un bel parziale iniziale. King Nass a contatto insieme a Edison NP, sbaglia Dodge Spritz. Poi ancora Enea Tav, Numero 7, passa Dodge Davidia Spritz, nei confronti di Anteo Del Ronco che rimane in seconda posizione. Poi King Nass, quindi Edison NP. Anteo Del Ronco va a chiedere strada e la ottiene da Davidia con tutta la gradualità del caso. I primi 400 metri sono passati in 31,6. E così Anteo Del Ronco al comando nei confronti di Davidia, di fuori Edison NP, alla corda King Nass, poi Enea Tav, quindi Dakovo Mail che prova ad avanzare. In coda rimangono Tyrion e Bluff dei Greppi. Si viene sotto alle tribune con Anteo Del Ronco sempre in vantaggio, il primo passaggio sotto alle tribune, ricordiamo una prova sui 3 giri con Anteo Del Ronco ed Edison NP, poi Davidia e King Nass, 800 iniziali in 1, 3 e 4. Si viaggia in maniera abbastanza tranquilla con Anteo Del Ronco che risparmia il risparmiabile, Davidia è seconda in corda, Edison NP che ovviamente non ha interesse a far accelerare il battistrada, poi King Nass in seconda pariglia e Enea Tav terzo in corda, poi ancora Tyrion da Covo Mail, Bluff dei Greppi. Primo chilometro è andato via in 1.19,6, Anteo Del Ronco continua a guidare liberamente, Edison NP lo accompagna, Davidia rimane in corda, King Nass attende in pariglia, 15,7 anche per la retta di là, con sempre Anteo Del Ronco al comando su Davidia, il gruppo disposto per pariglie. Non cambia assolutamente nulla come prevedibile, una pura marcia di trasferimento quando siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, si viene ad affrontare la retta d'arrivo per la penultima volta e si approccia così l'ultimo giro di corsa. Anteo Del Ronco in vantaggio, di fuori Edison NP, 2,5 per il miglio di gara. Davidia rimane seconda in corda, King Nass in pariglia, avanti a Dakovo Mail, Enea Tav chiuso terzo in corda, Tyrion e Bluff dei Greppi sempre a chiudere il gruppo. La frazione della curva di destra passata in 15,3 da Anteo Del Ronco che continua in vantaggio, Edison NP sempre al suo esterno, King Nass in pariglia, Davidia in corda, non cambia nulla quando siamo a 500 dalla conclusione, se non che Edison NP prova a fare un po' accelerare Anteo Del Ronco, la retta di là in 15,3. Anteo Del Ronco è in vantaggio, Edison NP sempre in seconda posizione, King Nass in terza, cede Davidia, cerca di liberarsi Enea Tav che non ha spazio quando siamo a 200 dal palo e Anteo Del Ronco è in vantaggio, entra in retta arrivo in evidenza su Edison NP e King Nass, Anteo Del Ronco in vantaggio su Edison NP che prova a riproporsi di dentro, ma Anteo Del Ronco viene a vincere chiaramente su Edison NP che fa il secondo, al terzo Dakovo Mail. 3 minuti, 3 secondi, 2 decimi per i 3 giri di pista con 14,7 ad arrivare. Anteo Del Ronco, Enrico Bellei che porta al successo il 9 anni da Julius Del Ronco di proprietà della razza di Villa Ada. Bel successo in cost to cost per Anteo Del Ronco. Benissimo Edison NP che dopo tutta strada di fuori arriva ancora a contatto. Terzo Dakovo Mail avanti a King Nass e ad Enea Tav.